Buonasera, ben chiataz con Gnovis. Su 721 fugs di Covid-19 news fuori in Friuli, Vignesi e Giulie, dai 29 di novembre ai 5 di dicembre, 191 avevi incefà col mon dalla scuola, con 186 casi di positività su 4.360 voti. Il 20% dunque dalle infezioni ha interessato le scuole dalla nostra regione. I numeri sono stati comunicati di mattina dalla tavola di lavoro interistituzionale per la sicurezza e la prevenzione dal Covid, tiradogne dall'ufficio scolastico regionale, dove ha intervenuto anche il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi insieme con l'assessore all'istruzione Alessia Rosolè. Dagli ultimi 2 mesi, la pluripart dai fugs tali scuole è stata registrata dal territorio dall'azienda sanitaria Giuliano Isontina, dunque Enfri Trieste e Gurizze. Le attività di tracciamento sono un'evore complicate e la situazione è anche molto più grave per via che non pandula che ha chiappato il virus. A contarlo a lei il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi, che mette in evidenza che il 70% delle infezioni in questo momento non si arriva a capire di qual fug canassi. A son da ora cressi le prenotazioni per la vaccine, massime di bande di che sono obbligate a fare dentro dai 15 di dicembre. Le aziende sanitarie sono da ora a fare un sforzo straordinario, al siere il vicepresidente. L'obiettivo è che di finire le 400.000 dosi a nostra disposizione dentro dal mese di dicembre. Sono 673 i nuovi casi di infezione saltati fuori dagli ultimi 24 ore in Friuli, Vignesi e Giulie, a fronte di 5.207 tampons molecolari, con una percentuale di positività dal 12 e 15%, e 6.940 test svelti antigenici. 5 i morti, un uomo di 74 anni di Codroip, un di 80 di Dacian d'Ogni Pordenon, un di 81 di Sacil, un di 86 di Pordenon e un di 80 di Ronchis dai Monfalcon. A son 25 le persone ricoverate in terapie intensive con 297 pazienti in tacchei altri reparti. La criticata manifestazione Novax e No Green Pass dal Sacrari di Re di Puglia è arrivata in Parlamento. La deputata Sandra Savino, coordinatore per il Friuli Vignesi e Giulie di Forza Italia, ha presentato un'interrogazione sui fatti succeduti. Avvenimenti come questo non si può intollerare, ha detto la Savino. Il Ministero dell'Interno nos dice se è stato fatto tutto ciò che si poteva perché non succedesse. Sulla manifestazione che ha veduto arrivare a Re di Puglia e passe 400 persone, è intervenuto anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Si è perduto il rispetto per la nostra storia e perduto ciò che il Sacrari al rappresente, alla dit Fedriga. O ai pore che sin da ora rassegnassi a queste condizioni di asse, di violenze e di menaccis. 5 persone sono state sfermate dalla zona di bordo della stazione a Udin dalla Guardia di Finanze, nell'ambito di una serie di controlli smirati. In cui i militari ha operato anche un piano antidroghe che ha scouvert piccole quantità di hashish e di marijuana. Le persone sfermate sono state segnalate alle autorità e le sostanze stupefacenti sono state sequestrate. Con di più, gli agenti hanno anche controllato 15 botteghe e altre 52 persone per il rispetto delle misure per il contenimento della pandemia. A Spuarcin un barcon con un leverin e a Schiampin con Aur e Zois. È succeduto a Colorei di Montalban, cui Laris che hanno spietato che di chiase alla Sinvia fa spesis prima di entrare in azione. Dopo sfuarciati il barcon, i delinquenti hanno sgarfato perdut prima che i parons a tornassero a chiase e hanno fatto un bottin di putrops centinars di euros. Quando i parons sono tornati a chiase e hanno chiatato delle brutte sorprese e hanno clamato da Urman il 112.
E continua a essi battute dal bruttim la nostra regione con la neve che è colata in abbondanza fino a 300 metros di quote. Vie per la notte è state sierate al traffico dai camions, l'autostrade in tal toc Jenfri Udine Nord e Cocau per diminuire il pericolo di incidenti. Arreste alti invece il pericolo di lavinis con l'alerte meteo slunghiat fin al misdì di sabide. Allarme di grad 4 fuart su Alps Iulis e la Mont Canine, di grad 3 invece sul resto della zona di Mont. In diverse zone della nostra regione la neve fresca si è ingrumata fin a passare i 40 cm di altezza. Dopo un anno di sospensione per via dall'emergenza Covid, torna che sta la terza edizione dal progetto Sapremo Salute, Protagonisti, Emotions. Il progetto calchiale alle classi secondis dalle scuole superiori dalla provincia di Udine ha come obiettivo che il di sensibilizzare sui pericoli legati all'uso di droghe e di promuovere una cultura di cittadinanze attive dalla salute e dalla legalità. Sapremo, voluto confuarci dal gruppo Danieli e dal Dipartimento Quintri gli dipendenti delle aziende sanitarie del Friuli Centrale, alla avuto poi dalla Questura e dalla Prefettura di Udine. E anche Parusgnot alle dot si viodin doman sempre Alice Nuf Mancul Ving. Mandi.